100 milioni di spesa per quasi altrettanti cantieri. Questa è la storia di Roccapietore nel dopovaia. La tempesta che colpì quasi 200 comuni ebbe in quello della Marmolada e dei Serrai di Sottoguda il suo epicentro. Oggi sono stati visitati gli ultimi 4 cantieri ancora aperti. Nel solo comune di Roccapietro abbiamo investito 100 milioni di euro per 93 cantieri, gran parte dei quali sono terminati, come quello che sta alle nostre spalle. Qui eravamo proprio nell'epicentro quella sera, qui si sono accumulati metri di detriti, di materiali che ostruivano naturalmente la strada al nostro fianco, ma anche quella alle nostre spalle, e quindi qui siamo veramente in quello che è stato l'epicentro. Noi abbiamo investito non solo per ripristinare i danni, ma anche per migliorare la sicurezza che c'era prima. Chi viene oggi a Roccapietore difficilmente potrebbe immaginare quanto accaduto allora, e lo dimostrano le ormai oltre 30.000 presenze registrate dopo il loro recupero nei serrai di Sottoguda. Il comune di Roccapietore ha subito moltissimi danni, è stato il comune sicuramente più colpito del Bellunese. Noi oggi veramente è una bellissima giornata perché possiamo vedere dopo oltre 7 anni e possiamo toccare anzi con mano tutte le opere che sono state realizzate in questi anni, non solo per la protezione idrogeologica ma anche per la protezione civile nostra, della nostra popolazione. Mantenere la popolazione nelle nostre valli, nelle nostre montagne è sicuramente sempre più difficile, quindi riuscire a garantire la sicurezza è un grande passo per la nostra comunità.